Si è svolta ieri a Roma davanti al MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, la manifestazione organizzata dall'AREA che raggruppa un centinaio di emittenti radio e televisive di tutta Italia e ha visto presenti anche tanti e qualificati esperienti editori che da anni informano il territorio delle problematiche quotidiane. Le rivendicazioni hanno riguardato in particolare i diritti e gli aiuti alle piccole imprese del settore che sono state totalmente escluse da ogni forma di ristoro in atto, non indicate nelle graduatorie del DPR 147-2016, che vede solo le prime 100 emittenti italiane avere accesso, e tante altre problematiche del settore che riguardano il loro futuro, visto che tra un anno d'ufficio verremo tutti rottamati. Tanti sono stati i parlamentari che si sono recati al MISE, luogo dove si manifestava, che hanno interloquito con la delegazione presenti davanti al Ministero, tanti partiti come 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, a eccezione dei rappresentanti del Partito Democratico. Tra questi, quelli che hanno presentato un importante emendamento sono stati i parlamentari della Lega, guidati dal parlamentare siciliano Gianni Pagano, emendamento a firma anche degli onorevoli Capitanio e Maccanti, che se accolto vedranno assegnati circa 15 milioni di euro a quelle emittenti, un centinaio locali che nonostante il periodo di pandemia hanno svolto il loro lavoro e non hanno ricevuto alcun ristoro. Mi pare che sia chiaro il motivo, che appunto c'è stata una miopia nel non riconoscere il diritto dei piccoli di occupare spazi che non erano assolutamente sottratti ai cosiddetti grandi o medi. La battaglia che state conducendo è una battaglia che noi riteniamo di civiltà, vi stiamo sostenendo, però lo stiamo facendo con uno stile diverso, ci consentirete, con grande rispetto per ciascuno e per tutti, diverso rispetto a quello che abbiamo assistito fino adesso. Cioè è inutile di essere super aggressivi. Comprendo il dolore dei piccoli, perché ovviamente quando uno si fa male grida, però io penso che ci siano tante buone opportunità per poter raggiungere questo risultato. La nostra presenza qui è una prova concreta in tal senso. La Lega ha sempre sostenuto in maniera trasversale e non ideologica il comparto dell'editoria. Noi siamo il movimento che ha salvato Radio Radicale e ha permesso di dare contributi alla cooperativa del Manifesto. Sì. Quindi noi nasciamo e dialoghiamo col piccolo, quindi per noi la libertà di informazione e il sostegno all'editoria è assolutamente trasversale e non ideologico. Come ha ricordato anche l'onorevole Pagano, noi in punta di piedi rivendichiamo il diritto di tutti di esistere, noi dialoghiamo soprattutto col piccolo, un movimento che nasce regionalista, localista e federalista non può non sostenere l'editoria locale, e quindi noi non porremo la questione in termini di contrapposizione tra soggetto e editoria, ma a sostegno della libertà di espressione e di sopravvivenza. Più equità, più equità. 5.000 persone in Italia, ed è giusto che se ci sono dei fondi vadano distribuiti anche con questo maggiore è il nostro, emendamento depositato. Quindi possiamo ben sperare. Noi faremo di tutto per far sentire la voce del Parlamento nei confronti del Governo. Il fatto di aver presentato questo emendamento non senza difficoltà e non senza richiami, come potete immaginare, è la dimostrazione che la buona volontà e il fatto di metterci la faccia c'è. Presidente, alla conclusione di questa giornata di manifestazione che ha visto la presenza anche qualitativa, vorrei dire, sul problema delle mani pulite, una conclusione, è soddisfatto o no? Sì, da oggi si cambia registro, mani pulite ha colpito anche la politica, perché c'è stata una parte della politica che siamo riusciti a sensibilizzare, che oggi è venuta qui fra noi e ci ha dato testimonianza delle nostre ragioni e ci ha dato anche impegno a solidarizzare e a portare in Parlamento i nostri problemi, e noi diciamo grazie a questa parte di politica. Oggi sono venuti 2 eminenti esponenti della Lega, noi li ringraziamo, non faccio nome e cognomi, però ringraziamo soprattutto lo spirito con cui sono venuti qua, e questo è un grande passo decisivo, importante.